Anche i sindacati sono per la riforma sanitaria che riduce da 21 a 9 le ULSS venete. Lo dicono chiaramente con un documento unitario che si dissocia totalmente dall'ostruzionismo delle minoranze in regione. Per il sindacato veneto 3 mesi di futili emendamenti e di discussioni inutili sono stati uno spettacolo indegno per una regione che dovrebbe essere il riferimento per la sanità nazionale. E pesa soprattutto la presa di distanza della CGIL rispetto alla posizione del Partito Democratico a Palazzo Ferrofini. Irrimovibile verso una riforma che vuole garantire il servizio ai cittadini, nonostante i tagli continui da parte dello stesso governo. Anche per il sindacato la sanità veneta del futuro dovrà contare su 9 ULSS, non una di più, seguendo le indicazioni dello studio dell'Università di Ca' Foscari, che indica in un bacino di 400.000 utenti l'area ottimale di intervento per unità sociosanitaria. Ecco perché oltre alle 7 ULSS provinciali servono anche le 2 integrazioni del litorale e della pedemontana. E non sono capricci elettorali come l'opposizione vorrebbe far credere. Minoranze che dopo l'azione fulminea che ha neutralizzato lo sbarramento dei loro emendamenti ora si scaglia sul Presidente del Consiglio, reo secondo loro di aver favorito la maggioranza. Io ho applicato norme di buon senso e di ragionevolezza. Dopo 26 sedute, dopo 3 mesi che siamo in aula, io sto applicando il regolamento perché l'economia dei lavori avvenga in termini che siano perlomeno veneti, ma soprattutto di buon senso. Quindi io ho permesso di parlare per tantissime ore. Quando ho visto che la discussione si è incagliata e da 3 settimane io devo continuamente richiamare alla questione chi si occupa appunto di parlare in aula degli emendamenti, ho capito che non c'è via d'uscita e nessuno vuole arrivare a votare qualcosa, specialmente appunto chi sta presentando emendamenti a raffica. Quindi ho utilizzato una norma del regolamento che mi permette di sbloccare i lavori dell'Aula e di permettere all'Assemblea di votare.